Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Linda Zennaro, che ha perso la vita dopo un tuffo notturno agli Alberoni. E proprio agli Alberoni sembra fosse in corso una festa, una sorta di rave party, con migliaia di persone da tutta Italia. L'autopsia dovrebbe chiarire la dinamica del tragico incidente, costato la vita alla 21enne di Campalto la notte del Redentore, e le sue condizioni psicofisiche al momento della tragedia. Per ora le ipotesi più accreditate sono quelle di un malore o di un colpo alla testa subito nel momento in cui la giovane è entrata in acqua. L'unico testimone è il fidanzato, già sentito dai carabinieri anche se sotto shock. Intanto a Campalto la famiglia è distrutta dal dolore. Esprimiamo la nostra vicinanza e un messaggio di cordoglio ai familiari di Linda Zennaro per quanto accaduto, per questa tragedia immane che ci ha scosso tutti. Personalmente non la conoscevo, conosco forse i genitori, però ecco, vorrei dire che come municipalità ci siamo, per qualsiasi cosa di cui avranno bisogno siamo qua. Linda stava frequentando un corso d'arte e la sua giovane età rende tutto più triste. Quando poi muore una persona giovane ancora più, fa male ancora di più e fa riflettere ancora di più sul valore della vita, sull'esistenza, su queste cose, quindi francamente non ci sono parole per poter descrivere una tragedia così grande.